Montanaro, che adesso ti prego se puoi presentarti un attimo come esperto di cinema e anche come attualmente gestore di un museo che ha creato, di cui la stampa ha dato qualche notizia anche ultimamente, ma magari è meglio che ce lo dici un attimo tu, così magari un invito a frequentarla, a vederla. Ok, buonasera. Io ho la Fabbrica del Vedere, che è l'espressione dell'Archivio Carlo Montanaro. Io tanti anni fa, quando soprattutto iniziando a collezionare film, mi hanno chiesto dei materiali in prestito e mi hanno chiesto come ti chiami, e io ho detto, dato che prima o dopo sono morto i me chiamarà, cominciamo intanto che me a godo, dato che ho comprato tutto quei miei soldi, e l'ho chiamato Archivio Carlo Montanaro. Dopodiché, insegnando quella baccalà, ho allargato questa necessità di acquisire tappe della storia della visione, e questa storia della visione in realtà inizia intorno al 1600, e quindi quello che io ho raccolto è da quando è possibile riprodurre le immagini, tutte le immagini possibili legate soprattutto al modo di rappresentare Venezia. Difatti io ho un grosso problema. Ogni mattina alle ore 7 del mattino circa, davanti a questa Fabbrica del Vedere passa, perché là vicino lui ha la misericordia, l'architetto Brugnaro, ma non mi ha mai trovato, perché mi arrivo dopo, sono più vecchio di lui, e lui non ha mai potuto propormi di fare qualcosa legata all'immagine di Venezia, collegate, che so, alla nascita della mostra del cinema, cose del genere, e quindi io continuo a raccogliere materiali in attesa che qualcuno poi si accorga di questa mia piccola realtà, che comunque ho segnalato, è aperta da 10 anni, da oltre 10 anni, e faccio delle piccole mostre, delle rappresentazioni, cose collegate, per dire, al carnevale, il cinema muto con l'orchestra o cose di questo genere. Però insomma, ripeto, ho questa angoscia adesso che lui se ne va. Se torna il nuovo sindaco tutte le mattine a suonare a Campanea, sono fregato, questa cosa resterà chiusa dentro, appunto vicino alla Cadoro, ripeto, è vicino alla Vedova, e quindi è facile anche identificarla. Poi magari se qualcuno vuole che spieghi meglio. Dov'è esattamente? Allora, se smontate al vaporetto della Cadoro c'è una calle, poi si incontra la strada nuova, non si va né a destra né a sinistra, si prosegue, si va a sbattere, se non ci sono addio al celibato, roba del genere, come stamattina che già a mezzogiorno che beve e fa casino e tutto il resto, si fa l'angolo dopo la Vedova e si va verso San Felice, non la prima, la seconda calle, prima Calle Priuli, che è quella che poi porta invece alle fondamenta nuove. Calle del Forno. Calle del Forno si chiama, esattamente. Grazie. Una delle 26 Calle del Forno, perché i 6 in casa i vanno da Google Map, e ora mi tocca sempre spiegare che nel 1700 a Venezia c'erano circa 200.000 abitanti, e quindi che ne c'era molte di più dei Calle del Forno, insomma, di pane se ne mangiava di più. Non c'era il problema delle fognature, perché l'acqua portava via tutto, e adesso stanno distruggendo Venezia anche facendo le fosse biologiche ai piani terra di tutte le case per salvarsi dai B&B. Cioè, lasciamo perdere, perché se no sembra che si venga a fare campagna elettorale, che è lungi da me, salvo che da cittadino veneziano mi sento un estraneo rispetto alla mia città. Fra le mie passioni sostanzialmente, e porto questo solo per giustificare quello che ho pensato di dirvi, fra le varie cose che ho fatto nella vita c'è questo libro che si chiama Dall'argento al pixel, storia della tecnica del cinema. Quindi, prendendo alla lettera da dove arriva il cinema e da dove sta andando, io mi sono permesso di fare una sorta di fil rouge che ci racconti esattamente quello che è accaduto, perché, piccola parentesi, io ho una figlia acquisita, giovane, che ha 25 anni, siamo andati a vedere Michael, questo film su il cantante, ballerino, eccetera, eccetera, e poi lei ha guardato in Amazon e ha comprato dei long plane. Poi una sera mi domanda: ma
tu ce l'hai il giradischi? Possiamo sentire un disco? E ora mi guardo, ho 2 impianti a casa mia, uno è un po' dissestato perché abbiamo fatto lavori 2 anni fa, ma l'altro funziona ancora, e quindi ha visto questa cosa nera, anzi poi aprendone uno era addirittura trasparente. Il vinile, sapete che hanno fatto delle edizioni abbastanza divertenti anche con dei disegni o con delle trasparenze, cose del genere. E insomma, in poche parole lei si è immagata quella sera a vedere, è il piquet che va, perché una volta neanche avevano il piquet i veneziani, no? Il pick-up, la testina, eccetera eccetera. E allora da quell'epoca lì sono passati millenni, è arrivato la cassetta, poi è arrivato il CD, poi è arrivato questo, è arrivato quell'altro, e adesso c'è una sorta di resurrezione del vinile, anche perché dicono che il suono è molto più bello, più interessante, eccetera. Vabbè. L'umanità, per progresso tecnologico, ha distrutto l'immagine. Praticamente quello che prima era argento, celluloide, poi è diventato poliestere e quant'altro, nella fotografia, poi nel cinema è diventato altro ancora, è nato come nitrato di cellulosa, eccetera eccetera, è diventato frattali. E quindi praticamente sono cose impalpabili. Le immagini hanno perso totalmente di fisicità. E questo è stato fatto addirittura lasciando perdere cose fondamentali, tipo ha causato tutto questo, pur essendo stati fra i primi a provare a passare a quello che può essere la digitalizzazione, ha portato al crollo e al fallimento totale della Kodak, alla quale si deve proprio l'avvento del cinematografo, dopo essere stati i primi nel 1888 che hanno detto: voi premete il bottone e il resto pensiamo noi, rendendo facilmente accessibile e sempre in maniera diciamo sempre più, in maniera più perfetta a tutti praticamente l'accesso a quello che è stata la novità della metà dell'Ottocento, cioè l'avvento della fotografia, quindi la verosimiglianza che diventa fondamentale. E allora io ho pensato di ripercorrere queste tappe, fissando o mettendo in mezzo anche qualche titolo di film, qualche regista, qualche cosa del genere, e arrivando fino all'oggi, che in realtà è oramai, io lo chiamo il Missoni. Se voi prendete il famoso cestino della nonna, quando faceva le calze, le sciarpe e tutto il resto, restava ai lodoretti, poi ti butti dentro un gatto, e c'è stato un furbissimo personaggio di origine slava quasi, perché c'era diciamo della parte italiana che è arrivata dopo, eccetera eccetera, il signor Missone, insomma, e che ha fatto i famosi golfetti propagandati da Nino Manfredi, e sono anche belli da vedere, però in realtà è un gran misciotto, insomma, no? E quello che c'è oggi è più o meno tutto finito dentro qua o dentro il televisore di casa, e ci sono poche differenze, anche se andando al cinema voi vedete schermi immensi, perché i principi sono diventati quelli. E allora io mi sono permesso appunto di prendo dei punti di riferimento e magari poi mi allargo dove ritengo sia interessante farlo. L'umanità ha deciso che le immagini dovevano perdere la fisicità diventando virtuali. L'industria cinematografica ha deciso che materiali e oggetti andassero accantonati, se non eliminati, una volta raggiunta una qualità compatibile con i nuovi sistemi. Il cambiamento ha costretto a chiudere molti esercenti che non erano in grado di rinnovare il parco macchine, mentre quelli che sono sopravvissuti hanno licenziato molto personale e reso superfluo dall'introduzione dei videoproiettori al posto dei proiettori. E là cominciano le mie prime polemiche. Allora, da quando esiste il digitale, tutto quello che è normale è diventato analogico. Perché? Prima del digitale dicevamo vado a comprare un proiettore analogico, no, dicevamo un proiettore perché tutto era normale quello che era accaduto. Allora
Allora invece di proiettore analogico io lo chiamerei Francesco, oppure Giovanni, oppure Asdrubale. E la fotografia più o meno è la stessa cosa, la macchina digitale e la macchina analogica. No, la macchina è una macchina fotografica, quella digitale è un'altra cosa. O sbaglio? Però ecco, c'è questa che in qualche modo mi innervosisce e mi spiazza, insomma, no? E questo è avvenuto dopo anni di sperimentazioni che dalle fasi di post-produzione si sono estese direttamente alla lavorazione. Allora cosa vuol dire? Vuol dire che il cinema aveva delle sue regole, aveva delle sue prassi molto, molto normali e quello che stava in qualche modo venendo avanti era la ricerca di un certo tipo di facilitazione. La Sony, in particolar modo, si era inventato un sistema che doveva essere uguale in tutto il mondo, perché forse vi ricorderete, se avete avuto anche dei videoregistratori, che in casa c'era l'NTSC, c'era il SECAM, c'era il PAL, c'erano sistemi diversi che riguardavano delle nazioni che avevano sposato delle tecnologie rispetto ad altri e che se volevano sposarne altri dovevano comprare e eventualmente dare le royalty. C'è stata tutta una guerra anche su quelle cose lì e quello che poteva essere questo sistema che chiedeva alla Sony di imporre nel mondo cinematografico prevedeva una fase di ripresa che fosse fatta col nastro magnetico, ma in maniera molto più forte, più ampia e più incisiva rispetto a quello che era la televisione normale. E dopodiché le lavorazioni successive si sarebbero potute svolgere all'interno di un sistema diverso da tutti gli altri che avevano delle macchine già collaudate da tempo e solo nella fase definitiva si sarebbe dovuto usare il passaggio da questo sistema X alla pellicola e quindi le sale cinematografiche e tutto il resto rimanevano esattamente come erano fino a quel momento lì. E il primo tentativo nel 1980 è stato fatto proprio a Venezia perché Venezia, peggio di Venezia per le macchine elettroniche non c'è nulla. Difatti Venezia ha subito la sperimentazione della telefonia che è passata da elettromeccanica a digitale anche quella e poi come regalo ci hanno dato anche il grande parlatore con gli scatti e compagnia bella dopo averne rotto le balle per 2 anni con salti, il telefono che non andava e tutte queste cose qua. E invece per la ripresa cinematografica è stato Giuliano Montaldo ha girato un piccolo film che io ho fatto restaurare anni fa e che abbiamo proiettato appunto alla mostra del cinema con la fotografia di Vittorio Storaro che sappiamo dei grandi in assoluto della fotografia mondiale. E con questo Arlecchino praticamente c'è stata una sperimentazione che è partita ma che non si è stabilizzata e questa sperimentazione ha permesso a qualcuno di fare degli esperimenti abbastanza interessanti. Tutto questo ha prefigurato un qualcosa che portava la parte della ripresa all'interno di quello che è lo strumento per antonomasia che sta definitivamente condizionandoci la vita, il computer. Il computer che prima, forse vi ricorderete, andavate, le persone più anziane, mi pare che siamo tutti abbastanza avanti, insomma, no? E io mi ricordo quando si andava per l'acqua o per il gas e c'erano addirittura i tubi con le scatolette che facevano bravo, la posta pneumatica, non mi veniva il termine, e poi c'erano le schede perforate, no? E invece là è partito tutto questo discorso del computer che lentamente è arrivato anche alle immagini e arrivando appunto alle immagini ha fatto in modo che ci potessero essere delle connessioni con le immagini che, essendo su nastro magnetico, potevano essere inserite all'interno di questo computer. E lì è nata un'altra parola magica, RGB, che pare una roba di una difficoltà enorme, che significa red, blue e yellow. No, pardon,
verde, giallo, verde, rosso e blu. È la sintesi additiva, ovviamente, certo, e non la sottrattiva. Quindi noi abbiamo in mano qualcosa che lentamente, un po' alla volta, ci ha portato a considerare gli effetti speciali del cinema, quelli che facevano muovere King Kong negli anni 30, quelli che in qualche modo hanno incantato in tanti film nel passato, invece di avere le stampatrici ottiche che si chiamavano Truca o cose di questo genere, a un certo punto tutto è cominciato a entrare dentro i computer, che però non avevano più di tanta capacità. L'inizio della storia dei computer, anche casalinghi, è stata la storia dei processori. Quando noi avevamo i cuoricini di questi computer che riuscivano a fare più operazioni, sempre di più, adesso sono infinite, quindi è cambiato veramente il mondo. Quella volta lì era un passo avanti ogni volta per avere ad esempio 1 secondo, 2 secondi, 5 secondi, 20 secondi, che permettevano di poter mettere insieme tutta una serie di cose. E quindi siamo arrivati per dire le stampatrici ottiche sono state sostituite dai computer, e forse uno dei film fondamentali per tutto questo, l'avrete visto tutti, che ha incastrato Roger Rabbit, perché aveva da un lato le riprese dal vero, dall'altro lato c'erano i disegni animati fatti da un mio amico carissimo, nel senso che un amante del cinema muto, che veniva sempre a vedere il film del cinema muto a Pordenone, e Richard Williams. E poi però la Light and Magic, che era la società creata da Lucas, che è quello di, ovviamente, Guerre Stellari, eccetera eccetera, ha messo in più anche la possibilità, ancora nella cosiddetta analogia, di mettere delle ombre precise eccetera, in modo che questi cartoni animati avessero una rotondità, soprattutto su Jessica Rabbit, la rossa, che faceva battere il cuore al coniglietto, lì proprio c'era una grande verosimiglianza, e quindi siamo appunto nel 1988, che in qualche modo offre un salto avanti ancora, ma invece di fermarsi e dire abbiamo acquisito, usiamo questa tecnologia, è diventato un gioco continuo ad approfondire ulteriormente. E quindi adesso vi farò dei titoli abbastanza importanti, perché approfittando di tutte queste cose che stavano nascendo, noi abbiamo Forrest Gump, per dire 1994, che forse vi ricorderete, c'è addirittura la macchina prima che segue la foglia, c'è quello senza le gambe, altre cose che io stesso, che amo queste cose qua, facevo fatica in qualche modo a spiegarmi. Poi dopo 3 anni è arrivato Titanic, e lì hanno girato praticamente mai in mare, salvo essere andati, ma lì c'è una fisicità drammatica proprio, che sono andati proprio nel relitto, con la navicella subacquea, Cameron è andato fino là sotto. E l'altro che in qualche modo ha creato un modo completamente diverso di immaginario alternativo è stato Il Gladiatore. Per non dire del terzo, King Kong, perché il primo è del 1933 ed era fatto in bianco e nero con delle cose che all'epoca stupivano. Poi ce n'è stato un secondo fatto da De Laurentiis, con il pupazzo fatto da Rambaldi a pezzi, eccetera, eccetera, e mentre quello il terzo del 2005 in realtà è stato tutto realizzato in studio, perché proprio basandosi su questo RGB si è scoperto che con l'intervento del computer, quando c'era non solo un fondo blu come nel vecchio cinema, ma un fondo legato all'RGB, in realtà soprattutto il rosso e il verde, il verde e il blu potevano annullarsi davanti a un'altra ripresa, e facendo in modo che si incollassero perfettamente. Si sarebbe potuto usare anche il rosso, ma il rosso non si è mai usato perché assomiglia alla pelle, e quindi, come vedete in televisione rare volte, ma si vede ancora in qualche caso, c'è uno che parla, che viene fuori al posto della ganassetta qua, magari leggermente arrossata, si vede un buso, e c'è quello che
che si vede dietro. Quindi in realtà in quel caso lì tutte queste cose sono state prese in prestito dalla televisione e potenziate molto di più, e ognuno di questi grandi registi, che spesso sono diventati produttori di loro stessi, hanno anche fatto in modo di riuscire a gestire cose loro, programmi fatti dai loro tecnici, eccetera, eccetera, e ottenendo dei grandissimi successi. E tutto questo arriva lentamente fino al punto di diventare quasi usuale, sempre ancora con la pellicola. E per dire, io come esempio, tanti anni fa ho fatto qua all'M9 un viaggio proprio con Vittorio Storaro sulla tecnologia e sul progresso tecnologico, e ho messo proprio questo Vincere di Marco Bellocchio, dove l'isola di San Giorgio è stata girata quella parte lì in Trentino, però hanno cancellato lo sfondo di un corso d'acqua facendolo diventare la laguna di Venezia e aggiungendo un campanile e cose così, San Marco vista da lontano, eccetera. Quindi, perché è diventato tutto piuttosto usuale. L'altro che a me era piaciuto moltissimo rievoca un'altra delle grandi utopie del cinematografo, la stereoscopia, il 3D. E difatti forse il miglior film fatto con il 3D è stato Scorsese, che ha fatto una sorta di biografia dell'inventore del cinema Georges Méliès che si chiama Ugo Cabret. Anche quello probabilmente l'avrete visto, ti davano gli occhiali, e anche gli occhiali non sono più diventati gli anaglifi, cioè rosso e blu o rosso e verde, ma sono diventati grigi con un altro sistema che avevano già trovato, e addirittura con una pulsazione di queste righe che ti permettono di vedere ora l'una, ora la seconda, ora la prima, ora la seconda immagine insieme, messe nella stessa sequenza, e quindi ritornare alla visione più oculare che dà la profondità. Questo definitivo terremoto arriva in un momento in cui i grandi conclamati maestri stanno scomparendo. Uno degli ultimi è Stanley Kubrick, 1999, mentre in America molti autori nati a cavallo della seconda guerra, Scorsese, Coppola, De Palma, Spielberg e altri, rimpolpano le finanze delle grandi major che continuano a passare da un successo all'altro, confermando uno star system datato ma imperituro perfino dei grandi festival dell'arte. Cioè, io sono abbastanza incazzato, tanto per cambiare, sono sempre molto incazzato. Sa perché? Perché invecchiando mi sono incazzato? Perché sono semplicemente burbero, o sono brontolo, o perché la società e il mondo devono andare a remengo e prenderci in giro costantemente? Il brontolo da viaggio l'ho lasciato a casa, ti ragione. Io di solito mi porto il brontolo da viaggio delle conferenze, quello piccolo, che di solito metto qua davanti, dopo non mi chiama più. Però quella volta che mi lasciano parlare col brontolo, difatti forse per tornare, perché normalmente dopo, ripeto, mi cancellano. Mentre in Italia, poche eccezioni tipo Bertolucci, che si appoggerà però presto a produttori anglofoni, si allarga anche lui facendo cose imponenti ma abbastanza interessanti, si sta consolidando il fenomeno del film televisivo tangente, il cosiddetto cinepanettone, cioè i film che sono l'opposto di quello che dicono di essere, sono fatti apposta per permettere tanta pubblicità. L'intervallo non è quello della pubblicità, ma è quello dei pezzi di film che passano uno dopo l'altro. Allora, c'è però appunto una data simbolica. Il 31 dicembre 2013 è considerato l'ultimo giorno di vita industriale della pellicola, con il passaggio definitivo al digitale dal 1 gennaio. Da quel momento le sale cinematografiche non è che fosse proibito, ma non trovavano più le copie dei film, e quindi tutto era stato progettato, come vedremo anche con la piena consapevolezza soprattutto degli esercenti, di quelli che davano i film, appunto è cambiato. Mentre nel momento in cui noi stiamo parlando e continuiamo a parlare, non è nemmeno definitivo il passaggio nella ripresa
cosiddetto digitale, perché ci sono alcuni, in particolare 2 registi, uno che io considero forse il più importante di oggi, cioè Nolan, e anche Quentin Tarantino, che continuano a girare addirittura in IMAX, che è quel sistema nato con un fotogramma immenso, ma che poi può essere adattato a qualsiasi tipo di altro sistema, sia del passato, detto analogico, diciamo pure a pellicola di una volta, ma anche nel digitale si può avere più o meno grande compagnia, facendo una gran confusione, perché in realtà, questo non me lo spiego con autori di questo genere, perché voi andavate al cinema dal 1954, avete trovato uno schermo rettangolare e potevate vedere una specie di quadrato centrale, poi 2/3 e poi tutto aperto. Allora c'era il normale cosiddetto, che era uno di altezza per 1,36 circa, 33-36 di larghezza, poi c'era il VistaVision o panoramico che era 1 per 1,80, quindi era rettangolare, e poi c'era il cinemascope che era nato con 1 per 2,55 che poi era diventato 1 per 2,35, un pochino più piccolo. Quindi in realtà andiamo verso la unificazione, adesso c'è solo il 16 noni, che è quell'affare intermedio che però è la grandezza dei televisori che adesso voi comprate. Quindi in realtà tutto questo io non capisco appunto uno come Nolan che dice io ti faccio vedere il mio film grande, piccolo, medio perché ti tagli dei tocchi in realtà per fare il quadrato, il rettangolare o quello più largo. Quindi in realtà lasciamo stare. Ma quello che cambia e che è stabilizzato poi per tutti è proprio il contenitore di queste immagini digitali, che è nato come Digital Cinema Package ed è uno scatolotto che è praticamente un disco grande pieno di avvertenze per fare in modo che quando tu lo ricevi e sei un esercente puoi usarlo dal giorno tot al giorno tot, poi si rende inaccessibile perché altrimenti o uno lo copia e fa le copie pirata oppure uno continua a usarlo e non è giusto perché devono ovviamente rendere conto a chi glielo dà dei soldi che prendono. Quindi l'ultima definitivamente cruenta rivoluzione si compie allora nella più assoluta indifferenza sia dei fornitori di tecnologia di ripresa detta analogica, la Kodak fallisce, cerca nuovi sfoghi industriali, eccetera, che dei cineasti che inizialmente hanno solo un'incombenza in più, trasferire le loro opere realizzate in pellicola in digitale nel formato DCP 2K, lo standard adottato e che rimane tuttora quello universalmente accettato, anche se la qualità gradualmente aumenta in ripresa e nei luoghi deputati anche in proiezione. Cioè praticamente quello che prima era girare in pellicola e poi passare al digitale, a un certo punto deve necessariamente passare direttamente a tutto digitale, ovvero anche le macchine da presa non hanno più la pellicola, hanno quelle memorie che sono quelle che infilate con le unghie, che però possono diventare anche grandi così, eccetera, eccetera, che sono statiche praticamente, non hanno più cose che si muovono, puntine che toccano, cose di questo genere. Sono gli esercenti che la fanno sopravvivere, cambiandole, che ce la faranno a sopravvivere cambiando le attrezzature, che sono felici, giustificando la rivoluzione con l'idea delle copie sempre nuove che non si consumano e non si rovinano. Infatti uno dei motivi per cui hanno detto facciamo sta rivoluzione è perché le copie si rigano, quando si proiettano possono avere dei salti, magari l'operatore fa un errore di avvolgimento e quindi ne rompe un pezzo, salti o cose così, le copie assolutamente saranno sempre perfette, la proiezione è sempre perfetta. Invece no, perché per avere il videoproiettore, come vedremo anche dopo, in realtà io ho bisogno di tantissima luce per proiettare comunque l'immagine virtuale che diventa completa sullo schermo, e queste lampade un po' alla volta anche perdono di quantità, non è più come il LED che dovrebbe essere imperituro e completo, ma hanno dei sistemi che fanno comunque o cambi la lampadina che costa una barca di soldi o altrimenti. Quindi in realtà non è la perfezione, come diceva qualcuno che ha sempre avuto ragione, almeno
ci riferiamo un po' alla storia e un po' alla fede, la perfezione non è di questo mondo, insomma, no, non sembriamo. Ma è tutta la filiera dello sviluppo, la stampa, le agenzie di distribuzione, i magazzini della pellicola, i trasportatori, nonché i custodi del cinema del passato, leggi cineteche, che si trovano velocemente fuori mercato anche nel prestito delle opere da loro conservate e restaurate. C'è il mito della Cineteca di Bologna che restaura tutto e che presta tutto. In realtà oggi tutte le cineteche hanno i loro scanner, non li chiamano nemmeno più telecinema, li chiamano scanner, e possono metterci le mani nel passaggio dalla pellicola vecchia al digitale, e poi con i computer, con dei programmi di computer, riescono in qualche modo anche a risanare alcuni dei grandi problemi. Si può approfittare ora per parlare di un'altra digitalizzazione, e questo velocemente provo a sintetizzare quello che probabilmente, dati i cavilli che vedo, tutti quanti abbiamo passato. La registrazione delle immagini è una conquista della fine degli anni '80 che ha dato dalla professionalità, dove già serviva per la RAI e per le grosse case, le televisioni commerciali, insomma, è diventata la cassetta di casa, prima il Betamax e poi il VHS. Ha consentito di memorizzare i programmi televisivi, ma anche di comprare riproduzioni di film, spesso con limiti di qualità e di correttezza relativamente ai formati originali dell'opera. Dai vari sistemi si passa a quelli sempre meno ingombranti, che possono riguardare anche opere originali montate e sonorizzate, che simulano, con l'aggiunta di un sonoro onnipresente, quanto avveniva con molta maggiore difficoltà e applicazione con le pellicole a passo ridotto. Cioè, quando sono uscite le videocassette, dopo un po' sono arrivate anche le telecamere casalinghe, e a casa si continuava, qualcuno ha cominciato a fare il videomaker in casa, e in quel caso c'è una cosa veramente cambiata da così a così. Quando c'era la pellicola 8x8 era difficile fare l'audio, perché era complesso proprio tecnicamente. Invece con le videocassette siamo passati alla fase in cui anche l'audio è stato anche relativamente accessibile. Dopo vari tentativi con dischi simili a quelli audio di vinile, nel 1998 esce il Digital Versatile Disc, più piccolo e molto facilmente gestibile, anche lui capace sia di contenere dati stabilizzati, film e altro, sia che di registrare da etere e presto anche dai siti web immagini, cioè il famoso DVD, che però, quando è il DVD industriale, probabilmente dura abbastanza. Io no, che vedo da moltissimo tempo. Quelli invece fatti per essere masterizzati in casa cominciano dopo un po' a avere problemi, perché sono 6 o 7 strati di roba strana incollati uno sull'altro. E a me hanno raccontato degli amici svizzeri tanti anni fa, eravamo ancora alle giornate del mutuo che stavamo ragionando su questo passaggio, e uno mi diceva che ha messo il lettore con la ripetizione automatica in una mostra, e dopo 2 mesi la mattina ha acceso, non è successo niente, ha dovuto aprire tutto quanto, e che c'era sia rovi tondi che c'era separati, perché si era col calore un po' alla volta si erano staccate tutte le varie fasi, e quindi aveva buttato via tutto. Naturalmente aveva conservato la matrice, siamo sempre là con le cose là. 8 anni più tardi esce il Blu-ray, che esiste ancora, che ha un laser molto più piccolo, che è blu tra l'altro, per quello si chiama Blu-ray in realtà, e quindi ci sono molto più dati, e sicuramente la gran parte di questi dati servono per avere una qualità maggiore sugli schermi o sul computer per vedere, ma anche per avere più spazio per cominciare a mettere interviste, programmi, curiosità, eccetera, quindi fare quello che in passato non si riusciva a fare col sottotitolaggio, e quindi un disco che serve per tutto il mondo, ma in più anche che aumenta la cultura anche di tutto quello che accade all'intorno di quel film, di quel regista, di quegli attori, del meccanismo backstage, ad esempio di come il film è stato girato.
e DVD e Blu-ray sono ancora, malgrado notizie contrastanti, ancora disponibili sul mercato. La minore utilizzazione di altri supporti tipo i cellulari e gli smartphone portano ad una sempre maggiore qualità di schermi traslucidi, monocromi o colorati. Gli schermi traslucidi sarebbero questi, no? Chiaramente questa cosa qua è uno schermino che ha tanti puntini che sono sensibili ai colori diversi, il famoso RGB, che viene messo dentro ed era messo dentro ai televisori a colori, che oggi è anche negli schermi dei televisori di casa. Questo, portato al paradosso, è diventato il cuore di quello che inizialmente avevano negato, l'industria del cinema aveva negato, di poter usare il videoproiettore anche di grande qualità per sale molto grandi. E quindi la vera rivoluzione avviene anche perché tanti altri componenti elettronici eccetera eccetera hanno di per sé stesso avuto la necessità di progresso, e questo progresso un po' alla volta poi ognuno lo adatta a quello che gli interessa di più eccetera eccetera. E naturalmente i migliori videoproiettori sono quelli che non hanno una sola, come qua negli smartphone, una sola lastrina retroilluminata, ma ne possono avere 3, perché poter mettere sempre insieme rosso, blu e verde in realtà è il modo migliore per riuscire a ricostruire tutto nel momento che noi proiettiamo le immagini. Qua ci sono altre componenti, le schede grafiche che possono dire gestisco meglio, faccio di più, faccio di meno. Poi ci sono i programmi, l'MP4, l'MP3, il nuovo file, e chi più ne ha più ne metta, e soprattutto chi ne capisce è bravo, perché è abbastanza una confusione. Cioè in realtà è tutto semplificato, è tutto accessibile, però ogni tanto mi fermo e non faccio più niente. Però. Una volta, se c'era il proiettore che non funzionava, o c'era saltato il fusibile, o se aveva rotto la lampadina, uno aveva a casa i vari pezzi di ricambio e faceva tutto. E invece questo da un lato semplifica tutto, dall'altro se blocca tutto, ti butti via e ti ricominci da capo, no? La fatidica data dicembre 2013 arriva proprio grazie a questi straordinari progressi, anche se presto cominciano a uscire anche problematiche come quello che ho detto prima, l'invecchiamento delle apparecchiature illuminanti, la non facile gestione dei vari formati e le deformazioni dovute all'adattamento del fascio luminoso da cabine di proiezione non allineate. Io alle giornate del cinema a Pordenone c'è un teatro nuovo, progettato in modo becero, che è tutto sbagliato per quello che riguarda la gestione del palcoscenico e soprattutto le immagini, e quindi ad esempio il videoproiettore non possiamo metterlo proprio di fronte allo schermo, dobbiamo metterlo leggermente laterale, e il 4K, che è quello, l'ultimo grido di qualità di proiezione eccetera, quando lo proietto viene fuori trapezoidale, perché stranamente quelli 2K si potevano fare bene, correggere questi trapezi. Quello 4K, quello che in età che è il più buono, questo è lo più importante. E quindi ogni volta mi viene da ridere, oltre a farmi incazzare sempre di più, e quando lo trovo mi compro un altro brontolo, li ho tutti, ne ho anche uno ad altezza reale. Benissimo. Fai la raccolta? Che fai la raccolta? Assolutamente sì. Essendo un collezionista. La rivoluzione... La rivoluzione non può che stabilizzarsi quando la filiera della lavorazione dei film diventa totalmente digitale, finisce l'era della cinepresa, inizia quella della telecamera, anche se ormai, parlando dei tempi precedenti, nessuno si ricorda più delle differenze e tutti usano ormai la fase della ripresa delle immagini tramite telecamera. E all'inizio le telecamere non erano più di tanto perfezionate e c'era un problema proprio di mezze luci, le cosiddette mezze luci, e i primissimi tempi questi direttori della fotografia, che sono bravi, noi ne abbiamo avuti, dopo vi farò qualche nome, molti importanti, e in realtà hanno fatto loro stessi difficoltà a correggere poi nella post-produzione finale questi problemi, ma
questo significa anche che quello che sta accadendo può avere come esperienza solo la produzione televisiva precedente, e quindi c'è un adattamento sempre più concreto nei confronti di quello che erano le lavorazioni televisive rispetto a quelle che era il grande cinema. Adesso, mettendo insieme queste due cose, significa anche costa tutto molto meno, ma proprio perché costa meno la qualità è molto più bassa. E quindi questo lo possiamo vedere ricordando anche alcune opere in televisione, delle serie che sono passate, eccetera, eccetera. E l'altra cosa che è sempre una mia polemica, mentre basterebbe mettere le virgolette, sto parlando dell'uso all'inglese del termine camera, che significa ogni tipo di scatto dal fisso della macchina fotografica a quello replicato. Cioè oggi, se voi leggete libri, romanzi ambientati negli anni 50, non c'è più la cinepresa, se per caso c'è il mondo del cinema, dicono sempre telecamera. I traduttori oramai hanno cancellato completamente il termine cinepresa, mentre in America usano camera per tutto, e basterebbe mettere le virgolette o spiegare un po' al lettore o quello che sta seguendo queste cose qua. Ecco, con Gianni Di Venanzo, scomparso prematuramente, Tonino Deliccolli, Giuseppe Rotunno e Vittorio Storaro, la cinematografia italiana può effettivamente vantare veri e propri coautori del regista. Una decina d'anni di perfezionamento e consigli apportati da personaggi come quelli nominati ha riportato la tecnologia a raggiungere le qualità della media precedente. Possiamo ancora menzionare, e qua mi permetto di farlo facilmente, altri tecnici eccellenti italiani amati da importanti autori internazionali come Gabriella Pescucci, costumista, Dante Ferretti, allievo del veneziano Luigi Scaccianoce con la moglie Francesca Lo Schiavo. Esiste continuità nell'attività di molti nuovi maestri nell'era digitale, da Spielberg ad Allen. La nascente globalizzazione stava annullando le identità nazionali, prefigurando quanto stava preparandosi a scoppiare a livello mondiale, e che tra le conseguenze vedeva limitazioni importanti nella frequentazione dei luoghi fisici come le sale cinematografiche. Ricordiamo registi emergenti non più collocabili geograficamente, ma destinati a abitare nelle nascenti piattaforme. Il più importante, proprio prima dicevo, Christopher Nolan, che siede al 7° posto nella classifica di quelli con i maggiori incassi nella storia del cinema, avendo fatto registrare in una trentina d'anni di carriera un totale di 6 miliardi di dollari. Gran parte dei suoi film sono stati accolti dal plauso universale, e adesso ha fatto l'Odissea, no? Sta uscendo adesso l'Odissea. La trilogia del Cavaliere Oscuro, è noto per aver trattato un'ampia quantità di generi cinematografici come Memento, thriller psicologico, The Prestige, la guerra con Dunkirk, lo spionaggio con Tenet e l'opera biografica con Oppenheimer. Nel 24 sta uscendo appunto questa Odissea. Altri segnalati nei vari festival, sempre più consumati da esigenze di tipo red carpet, che è un'altra roba che odio. Oramai, ad esempio, a Venezia quello che conta è il red carpet. Solo di recente, con la dipartita da presidente di Baratta e con Roberto Cicuto, che non gliene fregava niente di farsi le foto con gli attori e con le attrici, in realtà qualcosa si è recuperato, però era la ricerca della scosciatura, ovvero lega o non lega e mutande indosso, perché ogni volta c'è una spaccatura da un lato, dall'altro, e tutte quante a camminare con le gambe più o meno, e sempre sto cerimonia di Egades fa il mostro del cinema Baratta per fare questo red carpet così importante. In qualche modo la parte dell'avancorpo della mostra l'ha fatto diventare ingresso solo per i notabili, i personaggi importanti, mentre la gente che va a vedere in sala deve entrare lateralmente, e tutti quanti a farci darsi sta mano e la fotografia da mettere su in internet. In realtà la mostra c'è fatto per altro, anche di recente ne ho parlato in un'altra circostanza, e dicevo che tantissimi anni fa con degli amici avevamo ragionato sopra, e la necessità di avere più posto
in quel caso bastava mettere sopra la cosiddetta arena, che poi era stata coperta, era diventata il Palazzo Galileo, fare sopra la copertura una grande galleria. Ogni tanto mi perdo, adesso do da mangiare il biscottino adesso perché col diabete vado in crisi zucchero. Allora fare la galleria e diventava una sala a 3.500 posti automatico, invece adesso che sei qui se sai, e ogni volta devono smontarle, rimontarle, il pattinaggio, i cavalli, è diventata una specie di cittadina immensa, quando bastava effettivamente avere un palazzo solo, fatto bene, e eventualmente usare il casinò, invece che per fare più di tante sale, il casinò per fare una mostra delle immagini. Casualmente io prima parlavo da quando è possibile riprodurre le immagini, la tecnologia, e la cosa importante della mostra del cinema è che nel 1932 c'era già il sonoro, c'era già il colore, e quello che contava era proprio il fatto di esaltare, che a quanto pare la Biennale non interessa, il discorso tecnologico, quando ci sono delle date fondamentali. Il 1895 ha permesso, primo, di avere i primi fumetti in un quotidiano americano, secondo, di avere un personaggio che ha chiesto a un suo sottoposto di andare a vedere lontano se un pezzettino di latta faceva così a un certo punto, e aveva un fucile con cui sparava. Si chiamava Guglielmo Martoni e ha scoperto in questo modo la propagazione delle onde elettromagnetiche. Le onde elettromagnetiche sono finite qua, ma sono quelle che hanno sconvolto totalmente l'attuale mondo, ha fatto andare gli astronauti nella Luna, e quello, onde sempre più piccole, eccetera, eccetera. Poi nel 1895 è stata inaugurata la prima mostra biennale a Venezia, nel 1895 hanno trovato i raggi X, e quindi mettere insieme tutte queste cose qua potevano far pensare che un'eventuale mostra tecnologica, dove magari per avere esemplificazioni ci fossero le immagini di Venezia, poteva essere una cosa abbastanza bella, anche per fare in modo di portare più gente al Lido e non far vivere quella zona per 10 giorni all'anno. Cosa è stato fatto finora per ampliare la frequenza, al di là di quei che può andare a fare bagno, o qualche piccolo convegno fatto, congressi non se ne fa più da tanto tempo, sono piccole cose che si possono fare. Però passo a un altro nano, non più brontolo, se no qua diventa un vero problema. Allora, nuovi registri importanti che un pochino si allargano anche come capacità di messaggio dal punto di vista più strettamente dei loro film. Io ho identificato alcuni nomi: Angeli, Alfonso Cuarón, Guillermo del Toro, Abel Ferrara, Katie Bigelow, Etla e Joseph Cohen, e il trasgressivo per forza, spesso fin dagli inizi banale provocatore, a causa anche delle malattie vere o presunte che si porta appresso, Lars von Trier, che è arrivato alla pornografia conclamata, eccetera, eccetera. Da noi Guadagnino e Sorrentino si elevano nella media, amplificando surrealmente affreschi che leggono in modo piuttosto esasperato una contemporaneità priva di ideali. Sintomatico il loro ritratto caustico di Silvio Berlusconi, il suo in realtà, perché è di Sorrentino, e del suo entourage in Loro, un film del 2018 reso inaccessibile in Italia dalla potenza socio-economica berlusconiana. È un film che è uscito una volta in una rete Mediaset e poi hanno fatto in modo che non esistesse da nessuna parte. Mi trovavo un DVD in Germania ed è fatto anche benino. Fa un piada ridere tutte queste robe che con gli stessi strumenti da un lato tu puoi raggiungere la potenza, però annullare assolutamente messaggi che gli altri possono fare con quel discorso che è lì.
Nel 2019, aspetta, non vorrei superare più di tanto lo spazio concesso, abbiamo ancora un paio di appunti, un paio di fogli di appunti, perché è il momento magico del dramma totale, che fa nascere quello che attualmente è la base dello spettacolo, potenzia le piattaforme e sconvolge veramente tutto. Ovvero, 2000 inizia, dilagando velocissimamente nel mondo e limita la libertà individuale, la pandemia del Covid-19. Questo blocco vitale potenzia in modo altrettanto importante le alternative virtuali, iniziando dal lavoro, dall'istruzione e dell'intrattenimento. Il computer casalingo entra di prepotenza all'interno del televisore, data la maggiore superficie utile, che ne aiuta la gestione, annullando praticamente le TV via cavo americane che non si sono mai affermate da noi. Cioè in America è tanti anni che per piccole zone era possibile scegliere programmi alternativi, ma non via etere, ma via cavo addirittura col cablaggio. Invece tutto questo ha potenziato al massimo proprio la propagazione via etere di tutti i dati. Le sale sopravvivono con limiti enormi, con continue sanificazioni. L'idea della piattaforma amplia l'offerta che può arrivare direttamente in casa on demand, oltre ai film vecchi e nuovi eventi straordinari che coinvolgono la lirica, il balletto, la prosa, concerti, documenti e documentari, oltre a fiction a basso costo costruite appositamente. Le piattaforme si affiancano alle normali distribuzioni di prodotti cine e televisivi. Netflix nasce in America nel 1997 in funzione dello streaming televisivo, si espande rapidamente, entra nel settore produzione di serie televisive nel 2013, gli abbonamenti arrivano proprio l'anno del Covid a 180 milioni nel mondo. E quindi tutti quanti a cercare di vedere qualcosa per passare il tempo, dato che saremo in casa, insomma, no? Barbera, ad esempio, il direttore della Mostra del Cinema, mentre i grandi festival inizialmente l'avevano escluso, lui invece si dichiara fin dal 17 favorevole all'integrazione di Netflix nei festival e quando questo avviene invece anche alla Mostra del Cinema, ecco che verso l'Oscar e altri premi, produzioni Netflix cominciano a portare a casa delle cose e quindi là non si capisce più chi sia il produttore, chi sia il distributore, chi è quello che ti permette di vedere, quello che ti impedisce di vedere, e da questo l'interattività collegata all'uso dei satelliti per telecomunicazione geostazionarie si integra ormai compiutamente. Le emittenti che contengono notizie e intrattenimenti arrivano fino agli smartphone, trasportando anche archivi digitali di enorme capacità che consentono di accedere anche gratuitamente, ad esempio alla Rai o a Mediaset, cioè Rai Play, e anche Mediaset ha un suo play di archivio di cose vecchie. Il cinema è divenuto una delle tante possibilità di questa globalizzazione delle offerte, non ha più un cantuccio più o meno, se vogliamo, assolutamente suo e riservato, ma una delle tante possibilità che ci sono, anche se quella che ancora, se vogliamo, economicamente, per quello che riguarda certi attori o certe prestazioni e certe cose, porta più movimento di denaro in realtà. Però, voglio dire, quello che io trovo è che maestri come i Fellini, i Visconti, i Renoir, tutto quel gruppo di miti assoluti che io ho avuto anche la fortuna di toccare. Io alla Mostra del Cinema ho lavorato molto, ho cominciato come fattorino, poi ho fatto tante cose alla Mostra eccetera, però ho toccato Marcel Carné, ho toccato Jean Renoir, gli ho stretto la mano, ho toccato Charlie Chaplin. E contrariamente a quello del libro cuore, dopo mi lavavo le mani, però, perché non la vedevo. Ho toccato il re, adesso non lavarti le mani, insomma. No. E però come questi non ne vedo più, insomma, mi pare non ce ne siano, e malgrado oramai se qua vedessimo una pitturata de verde
qua intorno, qua potremmo girare un film ambientato in Uganda o ambientato sulla Luna, perché questo verde ci permette, con colorazioni poi particolari, nel senso che non si possono più ottenere ombre studiate, non c'è più la fotografia pittorica, e quindi è una limitazione anche di quello che può essere la qualità del prodotto finale. Ma se io il prodotto finale lo guardo in un televisore, che per quanto dettagliato sia non è certo quello che poteva essere la pellicola, diciamo, ahimè, analogica di un tempo, non ha proprio confronto, non ha senso, insomma. E questo è un po' peccato. Io fra poco faccio 80 anni e nella mia vita ho visto il passaggio di tutte queste cose e sono triste un piantino, perché devo avvallare, perché alla fine continuo a lavorare, continuo a fare anche qualche documentario, qualcosa così, eccetera, quindi è facile, è semplice, però non è più la stessa cosa, insomma, di una volta, e questo mi lascia un po' triste, insomma, no? Allora io da brontolo triste vi dico, non so se avete qualche domanda, qualche curiosità.